perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo protezione fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia che dolce il Sol che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò, ero cieco e oggi io vedo, mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, e come un fiume viverò. Grandiosa grazia, eterno amor.
Buongiorno a tutti, buongiorno nella pace del Signore Gesù, che privilegio, che gioia poter essere qui con voi. E lodare e benedire il nome di Gesù, il nome che è al di sopra ogni nome. Dio benedica te, la tua casa, la tua famiglia. Che gioia poter essere qui con voi oggi 5 settembre 2024, giovedì, e questa è la preghiera del mattino, un programma della CEA Adamit, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio, Arca Missionaria Italiana. Che Dio benedica tutti i fratelli che sono con noi in diretta su YouTube. Se tu ancora non sei iscritto su questo canale, se tu non hai fatto la tua iscrizione su questo canale, iscriviti, è gratis e tu lo puoi fare, puoi invitare anche la tua famiglia, i tuoi amici. Ogni tanto abbiamo dei contenuti di edificazione, di benedizione per tutti chi vogliono seguire e ascoltare una parola della parte del Signore. Io sono il pastore Victor Lopes e sarò con voi stamattina per la gloria e lodi del nome del Signore. Un abbraccio a tutti che sono in diretta, lasciate like, 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 mi piace, mettete mi piace, condividete e vorrei mandare i miei abbracci stamattina ai fratelli che sono con noi. Vediamo, mando un abbraccio ai fratelli delle basi missionarie di Ceadamit, che Dio benedica la nostra base missionaria a Pomarante, Monte Sherboli, che Dio benedica tutti i nostri fratelli lì a Monte Sherboli. Un abbraccio grande, fratelli di Monte Sherboli, un abbraccio ai fratelli di Pisa, un abbraccio grande ai nostri missionari Marco, Denisa, Enea, missionária Carminha, Jamile, che Dio benedica tutti, in nome di Gesù siete nelle nostre preghiere. Amen. Vorrei mandare anche un abbraccio ai fratelli della base missionária del settore 3, a Lenhago di Verona, un abbraccio grande ai missionari Giovanni, Dariana e tutti i fratelli che sono a Verona. Che Dio benedica grandemente quest'opera in nome di Gesù. E vorrei mandare un abbraccio ai miei fratelli di Firenze, un abbraccio fratelli che sono a Firenze, un abbraccio grande a tutti i miei cooperatori, fratelli amati, le persone del progetto Non Sei Solo, le famiglie, un abbraccio grande a tutti i fratelli, amici, i vicini, la base missionaria a Firenze Centro, a Scandici. E se tu non conosci le nostre basi missionarie, puoi vedere sul nostro sito www.ceadamit.org www.ceadamit.org e lì tu trovi l'indirizzo di ogni base missionaria. Ma tu puoi anche conoscere le nostre basi missionarie, i settori ecclesiastici di Ceadamit tramite i social della Chiesa. Abbiamo l'Instagram di Ceadamit settore 01, Ceadamit settore 02 e Ceadamit settore 03. 01 è il settore di Firenze, 02 è il settore di Pisa e 03 è il settore di Verona. Amen. Seguite questi profili e così potete ricevere e vedere più contenuti di edificazione. Gloria al Signore. Fratelli, se io ricevo molte richieste di preghiera, e questo è importante perché condividiamo la preghiera insieme, siamo insieme cercando il Signore,
ma condividete anche quando il Signore esaudirà la preghiera. Quando tu avrai la testimonianza, una vittoria, manda su questo numero. Ti mando adesso, disponibilizzo adesso il numero di WhatsApp della CEA Damit 351 360 4320. Questo è il nostro numero di WhatsApp che tu puoi fare la tua richiesta di preghiera, che tu puoi mandare un saluto, se Dio ti ha dato qualche messaggio, se tu vuoi trovarci, qualsiasi cosa, manda su questo numero un messaggio su WhatsApp dicendo cosa il Signore ha fatto per te o quale causa Dio ha risolto per te. Amen? Ripeto il numero 351 360 4320 4320. Ok? Noi trasmettiamo da Firenze, Toscana, Italia. Dio benedica i nostri fratelli. Gloria al Signore. Vorrei mandare un saluto anche ai fratelli che si trovano fuori Italia. Dio benedica i fratelli che si trovano in Spagna, i fratelli che si trovano in Germania, in Romania. Un abbraccio grande alla mia amica missionária Sorina in Romania. Vorrei anche mandare un saluto ai fratelli albanesi in Albania, in Grecia. Dio benedica tutti i fratelli. C'è una famiglia che sono parenti della missionaria Denisa, che la missionaria Denisa ha portato il Vangelo a loro e loro hanno ricevuto il Vangelo, hanno ricevuto Gesù Cristo, si sono convertiti e vorrei mandare un abbraccio a questa famiglia. Non so parlare il nome perché è difficile e non lo so ancora tutto, ma un abbraccio siete nelle mie preghiere, un abbraccio ai fratelli in Grecia. Dio benedica tutti i fratelli che sono lì in Grecia. Vorrei mandare anche un saluto alla mia carissima missionária Mirella in Svezia, che è lì. Un abbraccio a Mirella, a Jonas, suo marito. Che Dio benedica quell'opera, la nostra missione in Svezia, l'arca missionaria che è lì, tramite la missionaria Mirella, facendo evangelizzazione. Dio ti benedica. Questi giorni, fratelli, io vorrei già fare qui, noi manderemo un pacco, fare pubblico, un pacco di volantini, e se avete volantini in diverse lingue, in speciale in inglese, noi manderemo un pacco in Svezia per la missionária Mirella fare la distribuzione lì. Dio benedica Mirella in nome di Gesù. Vorrei mandare un saluto ai fratelli di Spagna, los hermanos. Dios bendiga a todos. Amém. Vorrei mandare un saluto ai fratelli in Spagna, fratello Marco. Dio benedica fratello Marco. Dio ti benedica. Sei nelle nostre preghiere. Vorrei mandare un saluto ai fratelli in Portogallo. Dio vi benedica in nome di Gesù. Un abbraccio ai fratelli che sono al nord dell'Europa. Dio benedica Norvegia e tanti altri paesi che non mi viene ora. Anche nel Regno Unito, un abbraccio a tutti i fratelli che sono lì a Londra, in Inghilterra. Dio benedica tutti i fratelli del Regno Unito, Scozia. Dio benedica a tutti in nome di Gesù. E vorrei mandare un abbraccio anche ai fratelli in Africa. Oh, alleluia! Seminatori, uomini di valori che sono in quella terra, evangelizzando, avendo cura delle persone. Un abbraccio al nostro missionario Milton. Dio benedica tutti i fratelli che sono in Africa. Il Signore è buono, è Dio delle nazioni, dei continenti. Fratelli che sono nel continente asiatico, Dio vi benedica in nome di Gesù. E vorrei mandare anche un saluto ai fratelli che sono nel continente americano, America del Nord, America centrale, America del Sud,
que Deus bendiga todos os hermanos, que Deus abençoe todos os irmãos. Um saluto especial alla minha chiesa in Brasile, che Dio vi benedica in nome di Gesù. Preghiamo, fratelli, perché questo è un programma di preghiera e noi siamo qui con le richieste che arrivano. Sono tante richieste. Vorrei chiedere a Priscilla, mia moglie, un quaderno per mettere le richieste. Questo quaderno è il quaderno della preghiera. E noi avremo questo quaderno ogni preghiera presentando al Signore anche nel culto. Nel culto saremo qui a apresentare la tua richiesta speciale, non solo martedì e giovedì, ma tutti i giorni. Glória a Dio. Che il Signore benedica. Vorrei mandare, non posso lasciare di mandare un abbraccio ai fratelli che sono in Italia, dal nord al sud d'Italia, nelle isole. Dio vi benedica in nome di Gesù. Da Palermo, da Sicilia, fino al nord Italia, ai confini di Como, della Lombardia, di Torino. Dio benedica tutti i nostri fratelli che sono in Italia. Un abbraccio grande ai lavoratori. Grazie perché tu hai aperto la porta della tua casa e mi hai permesso di entrare. Grazie a te che mi dà un passaggio oggi in macchina. Grazie a te che mi hai portato insieme a lavorare con te, tu che sei a lavoro. Vorrei mandare un abbraccio ai fratelli che lavorano molto, al Porcellino, che lavorano nelle bancarelle. Vorrei mandare un abbraccio a voi che lavorate tanto. La mia preghiera per voi è costantemente che Dio vi dia la salute e la forza, perché quando è freddo, molto freddo, quando è molto caldo, se c'è sole è sotto sole, se c'è la pioggia è sotto la pioggia, ma noi siamo in preghiera per voi perché Dio vi dia salute e che vi copra con la sua protezione. In nome di Gesù, che Dio benedica i lavoratori del mercato Sant'Ambrogio, del mercato San Lorenzo, del mercato delle bancarelle. Che Dio benedica tutti i fratelli che lavorano nelle aziende. Vorrei mandare un abbraccio ai fratelli di Sheadamite, tutti i fratelli. Che Dio vi benedica in nome di Gesù. E vorrei mandare un abbraccio a Alessandro, mio piccolo, che ha fatto un interventino questi giorni e sta bene. Continuiamo in preghiera per lui. Vorrei mandare un abbraccio a Alessandro Guerato. Dio ti benedica in nome di Gesù. Preghiamo, fratelli, per ogni richiesta. Se tu vuoi mandare la tua richiesta sulla chat, potete mandare. Non dimenticare di lasciare mi piace e facciamo una preghiera. Ieri ho ricevuto una richiesta di preghiera per la Milvia, la nostra cara poetessa, serva del Signore, donna di preghiera, che ci manca tanto nella preghiera. Questa settimana siamo in una settimana di preghiera qua a Firenze per le famiglie, per le cause, per la missione, e ci manca tanto la Milvia. Lei ha scritto qui: chiedo preghiera per una visita cardiologica e per le eventuali cure. E ancora di più chiedo guarigione senza cure, ma con l'intervento del Signore, se è nella sua volontà. Grazie. Amém, Milvinha. Nós saremo in preghiera per te, siamo già in preghiera e continueremo in preghiera. Io ho una testimonianza, io ho diverse testimonianze, ma prima di pregare vorrei raccontarvi una personale che i fratelli di Chiesa lo sanno e una che ho visto quando ero ragazzo. C'è un fratello in chiesa perché grazie a Dio è vivo, è già anziano, ma è lì in Brasile. E ero molto giovane quando ero un adolescente, quando ho sentito e vedevo la fatica che quell'uomo aveva in vita perché aveva un cuore malato. Lui aveva quella malattia che il cuore cresce e aveva anche molto grasso nel cuore. E quindi aveva
un problema cardiologico. Ecco. Allora, lui doveva fare un intervento per causa di questo cuore, per pulire le vene, quelle cose da fare. Non so spiegare bene perché non capisco bene queste cose di interventi, però il suo problema era serio e era anche in fila per un trasplante, perché il suo cuore non, era, non poteva vivere con quel cuore, era difficile, aveva un, un orologio, come si chiama? Un marcapasso, boh, non so. Allora, la testimonianza è che il Signore ha fatto il trasplante di quell'uomo. E oggi nemmeno quello orologio lui usa più. E lui ha detto in quella testimonianza che era sul letto, che dormiva, e ha fatto un sogno o una rivelazione. Lui non sa dire perché non sapeva se era qui in terra o dove era, ma lui era in una stanza tutta bianca, con i lençoli bianchi sopra di sé e con quella luce sopra come fosse una sala per un intervento. E lui dice che in quel giorno, in quel momento di quella visione, veniva un uomo tutto di bianco e non si vedeva la sua faccia, ma si vedeva un vassoio in mano di quell'uomo, un vassoio. E quando quell'uomo guardava, quel fratello guardava, nel vassoio c'era un cuore. Batteva il cuore. E lui diceva, ma di chi è questo cuore? E quell'uomo diceva, è il tuo cuore nuovo. E ha preso quel cuore vecchio, ha messo nel vassoio e ha preso quel cuore nuovo e ha messo dentro di lui. E nel vassoio lui vedeva quel cuore vecchio, grande, pieno di grasso giallo, e lui diceva, questo è il mio cuore, e quell'uomo diceva, non è più, io ti ho dato un cuore nuovo. Quell'uomo si è svegliato così e passava la mano così nel petto, diceva, e cercava la chirurgia. Ma si sentiva diverso, no? Perché lui non poteva fare quasi niente perché sentiva quella stanchezza, sempre stanco, sempre stanco. È andato al cardiologista per vedere. Il cardiologista guardava e ha detto, io farò altri esami. E ha fatto altri esami, ha fatto tutto. E dopo ha spiegato, ma sa perché io ho passato di fare altri esami, gli stessi esami? Perché sembra che questo cuore è nuovo. È come se tu avessi un cuore nuovo. O hanno sbagliato gli esami vecchi, o non so cosa è successo, perché tu hai un cuore nuovo. E lui è anziano di chiesa, è lì nella chiesa. Quando sono stato in Brasile in questo anno, l'ho trovato nella mia prima chiesa che sono stato lì, e lui era lì felice, facendo l'opera di Dio, contento, servendo al Signore con il suo cuore nuovo. Dio è grande, no? Alleluia, lui può fare. Non so se tu hai un problema di salute, ma io sono una testimonianza viva. Dio mi ha guarito immediatamente, istantaneamente. E lui può guarire anche te. I fratelli che sono qua sapevano la mia condizione di salute, che io non potevo camminare perché avevo un dolore terribile nel sciatico. E il Signore mi ha guarito e io sono qui per la gloria di Dio. Prendevo farmaci, prendevo punture, ma oggi non prendo niente per la gloria del Signore. Il Signore è grande e fedele. Quindi la parola del Signore dice che la preghiera con fede può guarire il malato. Amen? Preghiamo per i fratelli che hanno la loro richiesta. Luca che scrive che abbiamo bisogno di pregare, chiedo preghiera per Massimiliano,
il nemico continua ad attaccarlo. Amen. Preghiamo per Massimiliano, continuiamo in preghiera per lui, perché il Signore possa liberarlo completamente. La parola di ieri nel culto di preghiera è stata Giovanni capitolo 8 dal versetto 31 al 36. Se il figlio vi farà liberi, siete liberi. È Gesù che ci può liberare. Quindi non esiste un'altra soluzione. Ci sono persone qua che hanno vizi, che non riescono a uscire di una vita sbagliata e cercano modo. È come le persone che hanno vizio con la sigaretta e non c'è un trattamento, c'è una cosa da fare e si può fare questo trattamento e così smetti fumando. No. Gesù è la libertà e lui può liberare la tua vita. Se tu credi, vedrai la gloria di Dio. Amen? È Gesù l'unica uscita, è Lui la porta, è Lui la soluzione. Preghiamo in nome di Gesù stamattina per queste richieste, preghiamo per la sorella Arter, per la sorella Lucia, preghiamo per la sorella Edina, preghiamo, fratelli, per la cognata della missionaria Carminha, suo fratello, che sono malati e hanno bisogno di un intervento. Preghiamo per ogni richiesta. Padre, in nome di Gesù, siamo qui nella tua presenza e vogliamo ringraziarti per questa mattina di gioia, di lodi al tuo nome. Grazie, Signore, perché ci hai dato questa opportunità di essere in preghiera, di essere insieme tramite questa diretta. Tanti fratelli che sono in diretta con noi. Oh, Signore, ti prego di operare nella loro vita. Ti prego, Signore, di benedirli. Ti prego di fare ciò che io non posso fare. Io sono qui soltanto una voce a pregare insieme a loro, perché ognuno siamo in un posto, ma tu sei in tutti i posti, perché tu sei onnipotente, onnisciente e onnipresente. Sei tu, Signore, che sei presente qua e sei presente in quell'ospedale. Ti prego per Ordovia e suo nipote Oscar. Signore, che tu possa lavorare nella vita di Oscar, Signore. Che tu possa lavorare nella vita di quel bambino, liberando lui di quel male. Che lui non abbia più quella crisi di epilepsia. Che tu possa liberare quel bambino, Signore, che ha bisogno di un intervento tuo. Oh, Signore, ti prego perché tu possa operare nella vita di Massimiliano, che tu possa salvare Davide, figlio di Milvia. Signore, che tu possa liberare lui e la sua moglie. Oh, Dio, intervieni nella vita di Massimiliano con una liberazione completa, che lui possa consegnare la sua vita a te completamente. Ti prego per i fratelli che hanno vizi. Gesù, che tu possa liberarli stamattina di ogni vizio, sia quelli che giocano e spendono soldi per i giochi di fortuna, per quelli che fumano, per quelli che hanno vizio, Signore, in pornografia e pagano per vedere le cose illecite. Libera questo uomo, questa donna, Signore, di ogni vizio. Signore, vorrei chiederti per quelli che hanno altri vizi che noi a volte non valutiamo. Oh, Signore, libera di questi idoli. Fa una liberazione stamattina, Signore, istantanea nella vita di questa persona. Quella persona che ha un vizio in psicofarmaci, Signore, che ha un vizio con droga. Libera, Signore, in nome di Gesù, Padre. Libera quello che ha un vizio nella bevanda, che si ubriaca. Entra, Signore, con liberazione nella vita di questa persona. Quelli che hanno un vizio di acquisto,
Ci sono persone che sono viziate in acquistare e sono lì a acquistare e comprano di più di quello che possono e comprano le cose che non sono necessarie. Quelli che hanno vizio, Signore, in, in giochi, in série di TV, perché io non riesco a smettere. Gesù, libera. Libera questa persona, questa famiglia. Oh Dio Santo, libera la mente, il cuore, perché la tua parola dice che tu ci dai una mente rinnovata. In nome di Gesù, Signore, libera questo corpo viziato. Padre, ti prego per i genitori che possano avere, Signore, la tua guida per guidare i suoi figli. Saggezza, Signore, spirituale per guidare i suoi figli. Ti prego, Signore, che tu possa operare nella vita delle persone che sono qui con noi in diretta, ogni richiesta. Ti prego per la Milvia, Signore. Entra nella sua causa. Tu sai che lei, Signore, vuole servirti e vuole fare più per te. Dà a lei possibilità, Signore. Dà a lei le possibilità per fare di più per la tua opera e per il tuo regno, perché lei è una che evangelizza, che fa la classe di italiano, che è presente nei culti, che prega, è una donna di preghiera, è generosa, Signore, è una donna di fede. Che lei possa vedere, Signore, la tua gloria esta mattina, liberando questo cuore. Signore, tu hai un cuore novo per dare a Milvia. Fa una visita hoje, chirurga, nella vita di Milvia e cambia questo cuore stanco e dà un cuore novo a Milvia, Signore. Un cuore novo alla tua serva. In nome di Gesù, Signore. Ti prego per la Lucia, che tu possa lavorare nella sua vita, che tu possa lavorare, Signore, nella sua mente, che tu possa lavorare nel suo corpo, liberando completamente, che la tua opera salvifica, Signore, possa essere grandissima nella sua vita. In nome di Gesù, Signore, ti prego per Arthur. Visita Arte stamattina, guarendo le sue gambe, guarendo, Signore, le cellule del suo corpo. Oh Dio, guarisce la mente, i nervi, in nome di Gesù, Signore. Ti prego, Padre. Opera, Signore, opera, Padre, in nome di Gesù. Per la Rossella. Ti prego, Signore, per la Susana. Oh Gesù, entra. Ti prego per l'Elena, Signore, per la Elena. Opera nella vita di Elena. Che tu possa, Signore, operare. Ti prego per Davide e Lia, pastore Davide, la missionaria Lia, per la sua famiglia, la loro famiglia. Signore, ti prego, Signore, che tu possa fare quello che noi non possiamo fare. In nome di Gesù ti prego per missionário Marco, per la missionária Denisa. Ti prego, Signore, per il lavoro che stanno facendo lì a Pisa, di ristrutturazione. Che tu possa guidarli in ogni cosa, che tu possa riempire quella stanza con la tua gloria e con la gente di quella città. In nome di Gesù, salva, libera, opera in nome di Gesù lì, a Monte Scerboli, Signore, i vicini della Chiesa. Ti prego per il carabinieri, per il maresciallo, per il nuovo sindaco. Ti prego, Signore, per il sindaco precedente, che non è più, ma è lì, che abita lì in quella via. Ti prego, Signore, per la famiglia della missionária Carminha, per Marisa, per Alberto, per i suoi figli, per tutta la famiglia, in nome di Gesù. Ti prego per la Loretta. Ti prego, Signore, per tutti che sono lì al circolo,
che lavorano alla misericordia, che lavorano al comune. Ti prego, Signore, per Agostino. Ti prego, Signore, per i vicini davanti, accanto, dietro alla chiesa. Ti prego, Signore, per i vicini della casa missionaria, per la Fara e per tutti altri, per la Loretta, per la Silvia che ha quel negócio lì. Ti prego, Signore, per tutti i commercianti, per Bruno, la famiglia. Ti prego per Daniel, per la Carmen, tutta la famiglia, Angelo, suo padre. Ti prego, Signore. Ti prego per quelli che lavorano alla Coop. Ti prego per quelli che lavorano al di più, per il proprietario del di più, Signore. Ti prego per salvezza. Ti prego per la famiglia di Clyde. Ti prego per lui, Signore, in nome di Gesù. Ti prego per chi lavora nell'alimentare, Signore, di giù, l'alimentare di su. Tutti i fratelli, Signore, lì a Monte Scerboli. In nome di Gesù, che quella città, Signore, possa conoscere e che possano, Signore, arrendersi a te, consegnando la loro vita a te, Signore. In nome di Gesù Cristo ti prego, Padre. Ti prego anche per Verona, per missionário Giovanni, missionária Dariana. Ti prego per i fratelli che sono lì, che tu possa benedirli, Signore, che tu possa fare prosperare quella missione, che tu possa riempire quella stanza e darci una stanza più grande. Ti prego, Signore, per tutti i fratelli che sono in quella base. Ti prego che possa operare nella loro vita e che tu possa, Signore, esaudire la loro preghiera. In nome di Gesù, Signore. Ti prego per i fratelli di Firenze. Ti prego per i collaboratori, per gli operai, Signore, di questa missione, di questa base missionaria qua. Ti prego per Reimo e la famiglia, la Elisabeth. Ti prego per i suoi figli. Ti prego per la Giulia, per la Nati, per Christian. Ti prego, Signore, per Cristiano. Ti prego, Signore, per Alessandro, Michele e la Catarina. Ti prego, Signore, per Angel, Emily e i suoi figli, la loro famiglia, i parenti. Ti prego per Maria Elena, Signore, per Frederico. Ti prego, Signore, per Adriana. Ti prego per Riccardo. Ti prego per tutti i fratelli, per Jumara, per la sorella Edna, per la famiglia, per Isa, per la sua famiglia, per Zinha e la sua famiglia. Signore, estendi le tue mani per salvare, per liberare, per trasformare. Ti prego per Lucas Guerato e la sua famiglia, per Alessandro. Ti prego, Signore, per Ana Maria. Ti prego, Padre, per la Mafalda. Ti prego per tutte le famiglie del progetto Non Sei Solo, per gli alunni della classe di italiano. Ti prego, Signore, per Vinicius, Darli. Signore, manda più musicisti per questa missione. In nome di Gesù, Signore. Che la tua presenza, che la tua gloria sia con noi, che il tuo potere, che tu possa battezzare nello Spirito Santo, che tu possa riempire ogni fratello, perché il messaggio è questo: Gesù Cristo battezza, salva, battezza, libera, guarisce e breve verrà. Siamo qua, Signore, nella tua attesa. Tu sei la nostra speranza. Ti prego per la sorella Gladys. Ti prego per la sorella Ruby. Ti prego per la famiglia di Nemesis, Christian. Signore, le bambine, che tu possa aprire le porte, Signore, che tu possa farli trovare una casa qui a Firenze, adatta a loro, con 2 stanze. In nome di Gesù, Signore, opera. Che tu possa, Signore, operare nella vita di Christian, che lui possa avere tempo per fare la tua opera, per servirti. In nome di Gesù, Padre, ti prego, Signore, che tu possa continuare con noi, benedice, Signore, questa missione, i donatori, gli offerenti, i decimisti, Signore, che ognuno sia fedele nel suo poco o nel suo molto. Non importa, Signore, che tutti siano fedeli a te, cooperando, investendo nella tua opera.
continua con noi, facendo crescere la tua missione, il tuo regno. Ti prego, Signore, per i fratelli che sono fuori Italia, per tutti i fratelli che sono in Germania, in Europa, in speciale la missionaria Mirella. Aiutala, Signore, nella missione che tu hai affidato alla tua serva. Ti prego per i fratelli di Grecia, per il fratello Marco di Spagna, ti prego per i fratelli di Svizzera e per i fratelli che mi mandano costantemente i messaggi: pastore, apri una base missionaria qua. Ti prego per i 1023 comuni che non hanno una chiesa. Signore, manda operai perché possiamo inviarli per fare la tua opera. Manda operai, Signore, manda operai. Il campo è grande e pochi sono i lavoratori. Rinforza i lavoratori che ci sono e manda più, Signore, sia per le basi cooperatori e siano per i comuni che ancora non hanno una base missionaria. Sia con noi, Signore, nostro sostegno. Benedice la classe di italiano che inizierà il 17. Benedice le maestre Milvia, Ana Maria, la Samuela, Signore, gli alunni. Benedice questa missione, Signore. Aiutaci in ogni cosa. Ti prego per i pastori, ti prego per le chiese, in nome di Gesù. Dove c'è una voce tua, Signore, benedice. Ti prego per il mio pastore Roberto, per la missionaria Iraci. Signore, benedice tutti che sono lì in Brasile facendo la tua opera. Benedice la mia moglie Priscilla, benedice i bambini, Signore, benedice gli adolescenti, benedice i giovani, benedice, Signore, le donne, gli uomini, le coppie, gli anziani, tutte le famiglie. Che la tua benedizione sia su di loro. Dove c'è odio, che noi possiamo portare l'amore. Dove c'è la guerra, che noi possiamo portare la pace. Dove c'è rancore, che noi possiamo essere pacificatori. Signore, usaci come San Francesco ha pregato, così prego io, Signore, stamattina. Prego io stamattina che io sia un strumento di benedizione per tutte le persone. Signore, mi fa un strumento della tua pace. Dove c'è odio, che io porti l'amore. Dove c'è l'offesa, che io porti il perdono. Dove c'è la discordia, dissensione, che io porti l'unità. Dove c'è dubbio, che io porti la fede. Dove c'è errore, che io porti la verità. Dove c'è disperazione, che io porti la speranza. Dove c'è la tristezza, che io porti la gioia. Dove ci sono le tenebre, che io porti la luce. Oh Maestro, fammi che io cerchi più consolare di che essere consolato. Che io possa comprendere di che essere compreso. Che possa amare di più di che essere amato. Perché è donando che si riceve. È perdonando che si è perdonato. E è morendo che si vive per la vita eterna. Alleluia. Oh, alleluia. Mortifica la nostra carne, Signore. Ci dà l'equilibrio. Oh, Signore. Ci sono persone che non hanno equilibrio. E noi, se non preghiamo, se non siamo in te, non abbiamo l'equilibrio. Abbiamo bisogno di avere questo equilibrio. Sia con noi, Signore.
em nome di Gesù. Amen e amen. Glória a Dio! Rimanete con noi. Abbiamo ancora la lettura biblica che oggi si trova su Salmo 4. Aprite la vostra Bibbia e leggete con me Salmo 4. Che preghiera, non fratelli? Credi, la vittoria è nostra nel nome di Gesù. Salmo di numero 4. Salmo 4. Dice così la parola del Signore. Mi sentite bene, no? Quando grido, rispondimi, ó Dio. Salmo 4, leggiamo insieme. Ricomincio. Quando grido, rispondimi, ó Dio della mia giustizia. Quando ero nell'avversità, tu mi hai soccorso. Abbi pietà di me ed esaudisci la mia preghiera. Fino a quando, ó figli degli uomini, si farà oltraggio alla mia gloria? Fino a quando amerete la vanità e andrete dietro alla menzogna? Or, sappiate che l'Eterno si è apartato uno che è santo. L'Eterno mi esaudirà quando griderò a lui. Adiratevi e non peccate. Sul vostro letto meditate nel vostro cuore e state in silenzio. Offrite sacrifici di giustizia e confidate nell'Eterno. Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? O Eterno, fa risplendere la luce del tuo volto su di noi. Tu mi hai messo più gioia nel cuore di quanto ne provano essi, quando il loro grano e il loro mosto abbondano. In pace mi coricherò e in pace dormirò, poiché tu solo, o Eterno, mi fai dimorare al sicuro. Amen. Glória a Dio. Fratelli, un consiglio biblico esta mattina. Fino a quando, ó figli degli uomini, si farà oltraggio alla mia gloria? Ossia, fino a quando tu non considererai che io sono Dio, tuo Signore? Fino a quando tu non ti arrenderai a me? Fino a quando tu non consideri me? Fino a quando? Fino a quando? Fino a quando? E lui continua: fino a quando amerete la vanità e andrete dietro alla menzogna? Io, quando avevo 13 anni, sono stato evangelizzato per la strada e in quel momento mi hanno presentato il Vangelo. E mi sono convertito a Gesù Cristo con 13 anni. L'ho conosciuto e continuo a conoscerlo. E la mia vita, fratelli, è cambiata. E ogni giorno vedo che ciò che il mondo ci offre è una ricerca alla vanità, le cose che sono vane,
che non valgono nulla, che si scadono, che finiscono. Le persone si faticano per tanto, ma tanto che non vale ciò che spendi fisicamente, mentalmente, emozionalmente. Ci sono persone che vivono in una menzogna, ma stamattina io ti presento il Signore. Versetto 6, lui dice: molti dicono chi ci farà vedere il bene? E la risposta è: o Eterno, fa risplendere la luce del tuo volto su di noi. E questa è la mia preghiera, che la luce del volto del Signore risplenda su di te e che tu possa conoscere la verità e viverla completamente. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Non mollare di fare questa strada. Segui il Signore. Versetto 4, lui dice: adiratevi, non peccate, sul vostro letto meditate nel vostro cuore e state in silenzio. Lui sta dicendo che noi siamo umani, avremo possibilità di peccare, di sbagliare, ma che possiamo cercare il Signore, perché possiamo capire il bene e il male, perché possiamo capire ciò che proviene da Dio e che non proviene da Dio, ciò che è verità e ciò che è menzogna. Perché così in pace tu ti coricherai e in pace tu dormirai. Perché soltanto l'Eterno ci può fare dimorare al sicuro. Smetti di cercare le cose vane e smetti di vivere sulla menzogna. Ti presenta davanti al Signore oggi dicendo: Signore, io sono questo, quello, io sono così, io faccio così, il mio errore è questo, la mia situazione è questa. Ieri la parola nella preghiera, nella campagna di preghiera di sera che stiamo facendo, è stata: a volte noi preghiamo per gli altri, vogliamo che Dio operi nella vita degli altri, ma Dio vuole liberare te oggi. Sei tu il bersaglio di Dio. Sei tu l'obiettivo di Dio. Se tu non sei fedele al Signore, se tu tu sai cosa stai facendo di nascosto, tu sai la tua mancanza, tu sai dove tu stai peccando, mettiti a posto, perché Lui possa esaudire la tua preghiera e perché tu possa avere pace, perché tramite te Dio benedirà altri. Come ha detto Abramo: e tu sarai padre delle nazioni. Benedetto sarà chi ti benedice. Fratelli, il Signore ha una benedizione abbondante per la tua vita, per la vostra vita, ma prima vuole liberare te. Smetti oggi quello che stai facendo. Smetti oggi la via del peccato. Smetti oggi la via dell'inganno, della menzogna, ma è una mezza bugia. Smetti oggi, parla la verità. Ti presenti al Signore come sei. In nome di Gesù. Alleluia. Glória a Dio. Che il Signore benedica a tutti, fratelli. Un abbraccio grande, lasciate il vostro mi piace
Questa è la preghiera del mattino. Noi siamo Shea Damit, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio Arca Missionária in Italia, e noi siamo qui per fare la volontà del Signore. Evangelizzazione è la nostra priorità. E se tu vuoi evangelizzare con noi, se tu vuoi cooperare in questa missione, se tu vuoi contribuire con questa missione, puoi fare anche tramite i conti il conto corrente della Chiesa tramite IBAN che appare adesso su vostro schermo. Che Dio vi benedica, benedica tutti i cooperatori, donatori, offerenti, decimisti dell'opera del Signore. Un abbraccio nella pace del Signore, una buona giornata con Gesù. Esta sera alle 19 abbiamo la campagna di preghiera in via Il Prato 40 Rosso a Firenze. Dio vi benedica in nome di Gesù. Un abbraccio a tutti. Non dimenticare, condividete e lasciate mi piace.